Amici di 131.com, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Trick and Roll, la nostra piccola rubrica che si occupa della sport della palla a spicchi, Dinamo, ma non solo. In questa puntata faremo un bel recap di quello che è successo fin qui nel mondo bianco-blu a 2 settimane, praticamente dall'inizio dei giochi, dai primi palleggi al Geo Village, con la preparazione appunto della squadra di Pozzecco. In questa serata ovviamente non sarò solo, ci saranno i miei fedeli compagni di viaggio che ormai mi accompagnano da 2 puntate a questa parte. Inizio da Nando Mura. Buonasera Nando. Buonasera a voi. Nicola Cardo di Daily Basket. Ciao Nicola. Buonasera, felice di ritrovarvi. E il nostro Lello Stelletti direttamente da Roma. Ciao Lello. Ciao a tutti e grazie per il fedele. È così, è così. Allora, partiamo. Io direi, di solito si parte alla fine, dando i voti e i giudizi, ma per una volta facciamo una strappola regola. Il voto al mercato della Dinamo, secondo te, Nando, parto da te, come hanno operato Pasquini e Pozzecco, secondo te? Bene, dopo quel provvidenziale forse chiarimento che c'è stato tra i due un paio di settimane fa, quando addirittura sembrava che fossero sull'orlo del divorzio, quella cosa invece, quel bisticcio, come spesso accade, no, tra marito e moglie, ha poi rafforzato probabilmente il rapporto tra i due, e da quel momento il mercato della Dinamo ha avuto una eccezionale impennata. Tra l'altro abbiamo scoperto strada facendo che la Dinamo è passata al 6+6, no? Cioè, anziché il 5+5 come l'anno scorso, cioè 5 italiani e 5 stranieri, ecco, l'anno prossimo avrà 6 stranieri e 6 italiani, 2 dei quali ancora da ingaggiare, e quindi il mercato è andato avanti con una logica. Questa è la cosa più importante, cioè in questo momento è difficile giudicare un mercato facendo la sommatoria dei giocatori, quello vale 8, quello vale 7, quello vale 9, no, devi vederli tutti assieme, e sono giocatori che hanno una tipologia di gioco che può essere simile, essendo questa una Dinamo che abbiamo ribattezzato la Dinamo Est, perché non è mai stata così legata al mondo europeo, dell'est europeo, che comunque è dopo quello americano, è sicuramente il migliore del mondo. Nicola, chiedo invece a te un parere. Per me, tu chiedevi i voti, per me il voto è 7 perché è tutto da verificare naturalmente, perché il mercato a livello di lunghi è secondo me davvero buono, è eccellente, e a livello di piccoli invece c'è una sorta di protezionismo su Marco Spissu, direi, nel senso che non è stato preso l'americano più forte, no? Non è stato preso quel giocatore che spicca per livello, sono stati presi dei giocatori in grado di partecipare alle rotazioni. Pozzecco ha detto che Gentile spesso partirà in quintetto, tutti gli altri tre, Gentile, Pusica e Kruslin, si alterneranno con Spissu, o si alterneranno anche, insomma, potranno giocare anche insieme. Quindi diciamo che secondo me manca ancora un esterno italiano di livello. Io non mi stupirò se dovesse arrivare una sorpresa più in là. Sognare non costa niente ancora, se pensiamo ad Alessandro Gentili che è ancora sul mercato, o allo stesso Michele Vitali che alla finestra aspetta di vedere quello che succede. Ce lo dirà il tempo, però io come Nando sono piuttosto contento per il mercato della Dinamo. Lello, il tuo voto invece? Mi accodo al 7 perché i giocatori che sono stati scelti mi piacciono, ho potuto visionarli soprattutto su YouTube o vedendo alcune skill, alcuni tipo Benzius li avevo anche già visti giocare, quindi il voto è sicuramente positivo, poi certo andrà vista l'amalgama che questi giocatori sapranno creare, che il Poz saprà creare per metterli tutti insieme. Di certo mi piace il comparto lunghi, anche se vediamo dovrà essere completato, pare che sarà Gandini. Dico un po' ahimè perché mi sarebbe piaciuto avere Baldi Rossi, ma è evidente che ciò non accadrà.
però o anche Cervi, perché no? Un 5 vero che sarebbe stata una sicuramente valida alternativa dalla panchina. Ma allo stesso tempo sono contento di quei giocatori che sono stati presi e anche su questo punto voglio dire che io una finestra aperta, sono d'accordo con Nicola, una finestra aperta su Alessandro Gentile la lascerei, perché al momento non ci sono accordi, perlomeno non ufficiali, e chissà, non è da escludere che alla fine il colpo di coda finale arrivi. D'altronde, appunto, sognare non ci costa niente. Ecco, Pasquini in una recente intervista ha dichiarato che gli affari potrebbero esserci anche dopo il 15 luglio, quindi perché no, questo va a sostenere la vostra tesi in questo momento. Nando, chiedo a te un parere appunto su questo. Pensi che ci saranno degli ingressi a sorpresa? Guarda, se rimettete quella retata dei Ecco, carabinieri, esatto. ecco, Sì. questi ragazzi qui, l'unico ruolo un poco coperto è quello di ala piccola, perché ci sono comunque 4 guardie, 4 lunghi, invece quindi mancherebbe proprio, adesso mi pare lo dicesse Lello, un giocatore come Gentile o al limite come Vitali, quindi c'è ancora il margine per inserire un buon tiratore italiano là dentro, in quel ruolo, perché le guardie sono a posto, i lunghi pure, quello lì è l'unico posto vacante. È chiaro che se tu prendi Alessandro Gentile, non è che lo prendi e gli dici fai metà per uno con l'altra ala. Cioè Alessandro Gentile dice io vengo ma voglio giocare 32 minuti. I giocatori di basket sono così, io voglio giocare tot minuti e in cambio voglio tutti questi bei soldini. Quindi se tu inserisci in questo momento un giocatore dello spessore, della personalità, della bravura, del talento di Alessandro Gentile, corri il rischio di rompere degli equilibri, però è chiaro che Alessandro Gentile farebbe fare un salto di qualità anche politico, tra virgolette, a questa squadra. Quindi per me, se la chiudessero così, comunque io sarei soddisfatto, ecco, cioè direi questa è una buona squadra. Perfettamente d'accordo con te. Poi Pozzecco ha proprio detto che più che il talento hanno cercato la qualità della persona, come è solito dire praticamente dalla sua gestione, dà molto peso a questo più che al talento puro, e vediamo che il talento puro l'anno scorso, diciamo, è lasciato così, non è andato benissimo. Sto parlando di Curtis Jerrels, che magari non era proprio quello che cercava la Dinamo in quel momento, mentre questa volta la Dinamo Sassari è costruita appunto a immagine e somiglianza del Poz, con tanti ricambi, fisicità. Ecco, io chiedo adesso a Nicola. Nicola, il tuo quintetto titolare tipo quale sarebbe, secondo te? Di questa Dinamo, Sì, di quelli già arrivati, ovviamente. beh, Fosse è quello che avete segnato voi, però con un asterisco sulla guardia, perché davvero la guardia titolare a fianco a Spissu può essere, non esiste, si alterneranno tutti e tre nel ruolo di due e avranno, credo, tutti e tre più o meno lo stesso spazio. Pusizza forse ancora un po' di più degli altri due, perché potrà sostituire anche Spissu. E poi certo che Benzius è davvero un sesto uomo di lusso, nel senso che può insidiare Tillman nelle gerarchie, ma non penso che succederà così. In realtà Benzius ha mano buona, può giocare anche da tre, così come anche Treyer può giocare da tre. Questo è un altro elemento che volevo aggiungere, perché Pozzecco l'ha detto nell'intervista a Citrini, quindi probabilmente, per rispondere a Nando Mura, Treyer potrebbe essere il 3 di riserva. Ora, l'anno scorso un giocatore che in A2 aveva fatto bene, molto giovane, lo avevamo, era Bucarelli. Bucarelli non ha trovato spazio, quindi la speranza è che quest'anno Treyer trovi spazio, e Pozzecco ha detto che ha piena fiducia in lui.
E inoltre ha anche detto voglio allungare le rotazioni. Per me la squadra è buona, però se parliamo di una guardia di livello in più, di una piccola di livello in più, è perché le rotazioni ancora non si possono allungare. A livello di numeri ne abbiamo meno dell'anno scorso, c'era un Sorokas in più, probabilmente arriverà anche quest'anno un giocatore per la Champions League, ma immagino che siate d'accordo. Per allungare le rotazioni, per davvero andare in quella direzione, Pozzecco ha ancora una volta i giocatori contati e se davvero vuole farlo ci vorrà qualcosa in più. Lello, chiedo a te il tuo quintetto ideale di questa Dinamo. Ma vediamoli in campo prima, dai, poi magari decidiamo anche qual è il quintetto. Non mi voglio sbilanciare. No, volevo rispondere a quello che dice Nicola, che io sono abbastanza d'accordo. La questione però è a questo punto chiedersi se Pozzecco vuole questi giocatori per poter fare delle rotazioni un po' più lunghe, perché la sensazione, così ha senso, è che se arriverà Gandini, come pare, Treyer in quella griglia che avete mostrato prima, Treyer potrebbe scalare, idem Benzius, e a quel punto Gandini sarebbe il centro di riserva con potenzialmente 0 o pochissimi minuti, sostanzialmente prendendo quello che è stato il ruolo di Magro nell'ultimo anno, e il roster sarebbe fatto. De Vecchi andrebbe a fare l'11° con buona pace di tutti. Secondo me questo è lo scenario al momento, poi ribadisco, non escludiamo sorprese. Sulla guardia titolare mi sbilancio e dico Kruslin, ma semplicemente perché mi sembra quello che ha le caratteristiche più simili a quelle di Michele Vitali. Perché Kruslin è classico tiratore, molto pulito, con una buona capacità di passaggio e anche una discreta intelligenza a livello difensivo. È il classico giocatore di sistema, quindi ci sta nella logica soprattutto del gioco che abbiamo visto di Pozzecco nell'ultimo anno, che possa essere lui il titolare. Poi certo, Pusica e Gentile sono due combo, quindi possono occupare tranquillamente entrambi gli spot, quindi la rotazione può essere pressoché totale, con diciamo Spissu unico vero playmaker. Questo sarà un bene o un male? Questo lo vedremo una volta che la stagione inizierà effettivamente, che ci saranno le partite dove la palla peserà e conterà. Ci sarebbe anche Barnell che potrebbe giocare da 4. Questo pure è vero, d'altronde i quintetti piccoli e la small ball ormai dominano, quindi non mi sorprenderebbe neanche questo. D'altronde, come Barnell può giocare da 4, abbiamo appunto Benzius che potrebbe addirittura giocare da 3. L'intercambiabilità non è assolutamente un problema, è per quello che non escludo eventualmente che il prossimo innesto, sempre tralasciando Gandini, potrebbe essere proprio il classico swingman, cioè il giocatore che occupi due ruoli, per esempio un 3-4. Per esempio un 3-4, un giocatore che sappia occupare tranquillamente i due spot, se italiano ancora meglio. Si torna sempre verso quel nome lì, quel nome di cui già conosciamo molto bene il fratello, che è già al roster, perché è quel classico giocatore che in Europa, con il fisico che ha, occupa più spot. Ripeto, secondo me al momento siamo lontani da questo, però chissà. Alla fine quello che si vede è che la squadra è fatta da giocatori, a parte il centro, evidente, ecco, sono tutti quanti intercambiabili, assolutamente. Esatto, anche perché su Gentile per ora nessuna voce reale circola, quindi Ma chissà, meglio, magari potrebbe essere un iniziato. Sì, No, esatto, mi dico meglio perché l'anno scorso non si è fatto altro che dire se Gentile torna in Italia va alla Dinamo e poi è andato a Trento, quindi se proprio dobbiamo sperare che arrivi, forse a questo punto è meglio che non se ne parli proprio. Ecco, quest'anno diventerà... Scusa, ti volevo dire solo che Gentile non credo che viaggi sotto i 6, 7, 800 mila euro l'anno. No, non c'è dubbio, certo. Vero, credo siamo tutti d'accordo. Quindi siamo assolutamente. in un momento di lockdown, con alle spalle una stagione che ha lasciato qualche piccola maceria, è difficile che proprio in questo momento, infatti anche lo spostamento verso il mercato dell'est può anche essere anche quello un segnale di una minor disponibilità economica, e quindi non sono arrivati nomi altisonanti dalla ex NBA o da campionati o americani che già erano in Europa molto qualificati, come lo è stato, come erano Dyson, Logan e altri ancora, per capirsi.
quindi insomma, bisogna sempre tener conto di questo, per cui io credo che il mercato sia chiuso con questa bellissima retata di carabinieri. Poi nell'apparato moderno, scusa se mi prendo un altro minuto, non è che il ruolo di combo una volta era per 2 giocatori, ormai il combo sa fare 3 ruoli, sa fare. Noi abbiamo visto, lo vediamo che con lo small ball Vitali può aiutare a portare pallo, addirittura andare in ala piccola ma molto lontano dal canestro. Abbiamo visto Spissu anche lui giocare, anche avvicinarsi al canestro, così come abbiamo visto altri giocatori che a seconda delle circostanze si spostano. D'altronde molti anni fa Pero Scansi, che è stato un grande giocatore oltre che un grande allenatore, aveva detto una frase bellissima secondo me, e chiudo, dicendo ci sono due ruoli nel basket, chi gioca dentro e chi gioca fuori. Ecco, questa frase detta forse 20 anni fa è più che mai attuale oggi. Oggi a pallacanestro ci sono 2 ruoli, chi gioca dentro l'area o vicino all'area e chi gioca lontano dall'area. Veramente attualissima questa frase, se pensiamo che è stata detta 20 anni fa, ecco, il basket è cambiato in 20 anni, questo pensiero era un po' visionario forse allora, però adesso è veramente attualissima. Ecco, io andrei a fare una sorta di previsione di questo campionato. Nicola, ti aspetti un duello Virtus-Milano o ci sarà spazio anche per le solite guastafeste? Penso a Sassari, ovviamente, ma anche a Venezia. No, per me Venezia non è una guastafeste, Venezia è allo stesso livello della Virtus come potenzialità, è un pelino sotto Milano, però poi alla fine sappiamo che fine fa spesso Milano. La Dinamo può giocare il ruolo di guastafeste, ma come dicevate prima, scusate, sento un po' di eco. Come dicevate prima, dipende dall'amalgama dei giocatori. La cosa bella da vedere, si può già percepire, è che sarà un bel gruppo. Per dire, Pozzecco dopo lo scudetto vinto col Sedevita nel 2017 era chiuso in uno stanzino a bere con Kruslin e con Bilan. Ha plasmato una squadra intorno alla sua personalità. Gli americani sono tutti da scoprire anche a livello caratteriale, ma penso che sarà un bel gruppo e sarà un gruppo migliore di quello dell'anno scorso, dove c'erano 2 giocatori che, diciamo la verità, uno era infastidito perché non giocava quanto voleva e l'altro pure, e in più era proprio scontento di esserci, era privo di motivazioni. Parlo di McLean e di Gerrels. Quindi secondo me la scommessa è giusta, puntare su persone con un carattere più sicuro e più in grado di integrarsi meglio rispetto a quei 2 americani da mettere come panchinari di lusso. Per quanto riguarda le gerarchie del campionato, lo sappiamo, il Milano ha il problema opposto a quello della Dinamo. La Dinamo ha rotazioni troppo fisse, a volte arriviamo magari, c'è il rischio di arrivare in primavera un po' stanchi, mentre Milano, questo è stato il problema di Messina l'anno scorso, ha avuto difficoltà a trovare i giocatori a trovare le meccaniche giuste per il campionato. Forse le ha trovate più in Eurolega all'inizio che in campionato, quindi troppi giocatori, troppa scelta, difficile oliare i meccanismi. E per quanto riguarda la Virtus, secondo me è pronta a fare il salto di qualità e probabilmente la ritroveremo là dove l'abbiamo lasciata alla fine di questa stagione, con Venezia sempre pronta alla finestra, perché alla fine quando c'è da vincere le partite, Venezia è in grado di vincere le partite. Ripropongo la stessa domanda a te, Lello, e poi a Nando. Ma sono abbastanza d'accordo perché sono stati assegnati 2 trofei nell'ultima stagione, uno l'ha vinto il Banco e l'altro l'ha vinto Venezia. Venezia è assolutamente un top team di questo campionato, ha forse un piccolo difetto in termini di playmaking, perché da quello che si capisce sarà ancora De Nicolao il titolare, che per carità ha ad avercene, però forse diciamo che per il resto, per il tipo di squadra che hanno tirato su, confermando Austin Day, consentendosi di avere in Vidmar il terzo centro, insomma, potenzialmente insomma, qualcuno forse si aspettava di avere un playmaker un po' più, diciamo, uno un po' più altisonante, diciamo così. Per quanto riguarda la Virtus, niente da dire, nel senso che hanno uno squadrone, lo avevano l'anno scorso, lo avranno
anche l'anno prossimo. Non credo che riusciranno nel super colpo De Colo, che sembra che insomma alla fine tornerà in Spagna. Io spero a Valencia e non al Real Madrid, se devo dir la mia. Mentre Milano avrà 15 giocatori, alcuni giocheranno di più in Eurolega, altri giocheranno più in campionato. Spero di vedere tanto giocare Moretti, perché mi incuriosisce molto e quindi lo vorrei vedere giocare, anche perché credo che sia importante, soprattutto in ottica azzurra. Purtroppo Milano ha preso Datome, non nascondo il mio purtroppo, anzi lo sottolineo pure. Però a parte questo devo dire che insomma sono quelle tre. Poi a Dinamo, perché no? Se si riesce a creare, se Pozzecco riesce a fare quello che ha fatto negli ultimi 18 mesi, ovvero a compattare quel nucleo di 9-10 giocatori che fa giocare con continuità, non vedo perché no. La Dinamo ha mostrato l'anno scorso con la difesa quello che poteva fare. È stata la prima squadra a battere la Virtus, che andava avanti come un rullo compressore. Con Milano ci sono voluti 2 overtime per farla fuori, cioè insomma ci può stare, perché no? Assolutamente. Milano che oggi ha annunciato Shevon Shields. Nando, a te, chiedo a te il tuo parere. Sottoscrivo quello che è stato detto, insomma, è abbastanza chiaro. Milano, Virtus, ma anche l'altra squadra di Bologna, insomma, non la sottovaluterei. Leggevo per l'altro giorno le cifre degli incassi, cioè Sassari viaggia a 80.000 euro di incasso a partita, le due bolognesi hanno quasi 200.000 euro di incasso ogni partita, già questo è un bel salto di qualità. Milano ha un budget che supera ormai abbondantemente i 20 milioni di euro. Venezia è una città dove si paga 4 euro di tassa di soggiorno, questo ti fa capire anche qual è il potere del tessuto economico che c'è dietro queste città. Quindi in questo contesto una realtà come Sassari, che è insulare, meridionale, non è neanche capoluogo di regione, quello che sta facendo la Dinamo è poter solo accostarla con a queste squadre è già tantissimo. Però io eviterei di dire si può lottare solo dal quarto posto in giù. No, la Dinamo come sempre sarà la monella della situazione, che cercherà di arrivare fino in fondo, perché le cose anche quest'anno sono state fatte bene, ecco, quindi, e possono poi come sempre essere corrette. Però prima qualcuno parlava di Gerrels e di McLean. Ecco, l'esperienza dello scorso anno ha insegnato che la Dinamo tutto deve prendere, tranne che gente come Gerrels e McLean. Non vengono volentieri, non vengono accettati, non capiscono qual è lo spirito della città, della comunità, del popolo sassarese. Quindi molto meglio giocatori magari meno qualificati, meno prestigiosi, ma che hanno molto più entusiasmo, molta più voglia di vincere. Meno nomi, più motivazioni, dai. Sì. Ecco, sì. Gerrels e McLean abbiamo visto che non ce n'era. No, ecco, 15 giorni iniziano i primi ritiri, avremo quasi subito un bellissimo banco di prova con la nuova formula della Supercoppa, che sarà aperta a tutte le squadre del campionato. Poi vedremo anche quali squadre faranno parte del campionato, ma ecco, per adesso ci soffermiamo sulla Supercoppa con la nuova formula, 4 gironi da 4 per ora, che dovrebbero essere divisi in aree geografiche, quindi in quelle del sud la Sassari dovrebbe ritrovare 2 squadre come Pesaro e Brindisi. Nicola, cosa ne pensi di questa nuova forma della Supercoppa? La penso come i tifosi che sono insorti contro questa decisione, perché è vero che per la Dinamo è molto più facile andare a Roma e a Milano che andare nel sud o ancora sull'Adriatico. Quindi la difficoltà sta lì per noi, come insomma è una difficoltà che abbiamo sempre avuto, che abbiamo anche durante il campionato, ma non va certamente a nostro vantaggio, mentre le lombarde saranno tutte vicine tra loro, prenderanno il pullman e in un'ora sono nel campo degli avversari, e noi dovremo sempre prendere l'aereo e a volte anche un pullman o un treno successivo. Stiamo parlando di Pesaro, di Brindisi, che sarebbe insomma teoricamente la squadra
con cui ci giocheremo il primo posto. E mi ripeti la quarta squadra? Pesaro, Roma e Brindisi. Roma, ok. Sempre se Roma Se giocherà il esistono ancora. campionato. Esatto, sempre se Certo. Roma giocherà il campionato. Comunque sì, è un È molto girone. teorica la cosa. È un Però girone alla nostra portata. Io non sono sicuro che i gironi verranno fatti in questo modo, lo vedremo, e poi dipende sempre da quali saranno le partecipanti, anche perché mi sembra che si va sempre più verso un campionato a 14 squadre, quindi dobbiamo dimenticarci i gironi da 4. È bello comunque, trovo, ricominciare da tanto basket giocato e non soltanto da un quadrangolare come era la Supercoppa negli ultimi anni, e quindi è un bel viatico per ricominciare la stagione, per testare. Speriamo anche testare il pubblico, speriamo che ci sia già il pubblico, e poter ricominciare piano piano. sì, ecco, esatto. Tra l'altro saranno dei test molto più probanti delle classiche amichevoli estive, dove di solito non si usa neanche tutta la rosa, magari cambiano tutti i minutaggi dei vari giocatori, quindi la Supercoppa è un vero e proprio banco di prova, importante anche per il campionato. Lello, a te il parere sulla Supercoppa allargata che è stata creata per festeggiare i 50 anni della Lega Basket? È un bel festeggiamento, devo dire, perché allora non sarò delicato. Se questa formula fosse stata creata per effettivamente dare uno spazio a tutti, io sarei abbastanza contento e soddisfatto, perché dico, vabbè, ok, è un format interessante, diamo una possibilità a tutti quanti di giocarsela. A me sembra che invece sia stata fatta così semplicemente perché non sappiamo quali saranno le squadre effettivamente che faranno parte della prossima Serie A di basket, perché al momento noi abbiamo 16 squadre, non sappiamo però se Cremona, da dove giungono notizie un po' più rassicuranti nell'ultimo periodo, e Roma, invece le notizie qua non sono per niente buone, giocheranno. Quindi già questi ipotetici gironi non sappiamo se saranno effettivamente così. Che dire, tutta la questione degli spostamenti l'ha espressa Nicola. Non posso dire che non mi piace in assoluto, perché anche per questo la vorrei vedere e poi esprimermi, però ho la sensazione che sia un format costruito semplicemente per salvare la faccia e fare in modo che quando le cose vadano male, semplicemente, noi si era detto che avrebbero partecipato tutte le squadre, perché festeggiamo questi splendidi 50 anni di Lega Basket, indimenticabili soprattutto gli ultimi 5 in termini di gestione, e quindi, che dire, va bene, festeggiamo, dai, vediamo cosa viene fuori. Come si nota, non sono per niente soddisfatto. Nando, a te un parere sul format invece? Beh, il format più che figlio dei 50 anni della Lega Basket è una conseguenza del lockdown. Cioè, si è avvertita la necessità alla, speriamo, ripresa delle ostilità a fine agosto di giocare partite ufficiali. Quindi hanno detto, anziché andare a fare torneini qua e là in Val Gardena, organizziamo una cosa che poi sì, può anche essere utilizzata per celebrare i 50 anni, però io credo che sia una necessità che nasce dal fatto di dover rientrare in una maniera consistente, cioè non come diceva, mi pare, Lello, c'è 2 giorni, 3 giorni tutti a Bari, quadrangolare, 2 partite come una partita a briscola in un bar, no, una cosa che coinvolga tutta l'Italia. Quindi il format comunque va bene, perché comunque è un allargamento che può essere ripreso. Il problema però non è poi solo di quante squadre parteciperanno sia alla Supercoppa e poi anche al campionato, bisogna vedere come queste squadre parteciperanno, perché se tu oggi mi dici Cremona rimane, Roma rimane, ma faranno una squadra da €1 milione e che perderà tutte le partite, speriamo di no, però c'è questa eventualità, e quello sarebbe un danno, perché mi metto nei panni di me, cagliaritano, che va da tanti anni la domenica a Sassari a vedere la partita, forse 400 km di Carlo Felice non me li faccio per andare a vedere gli amici di Pesaro, di Roma o di Pistoia o di Cremona, quello che è, per vedere una partita che finisce 110-79. Ecco, quindi bisogna
valutare bene anche questo aspetto qui, che le squadre devono esserci, non devono essere solo iscritti al campionato tanto per farlo, per salvare un titolo sportivo. Esatto, creazione di squadre materasso, ovviamente sarebbero poco allettanti anche per il pubblico, non solo Ma questo è il quelli di rischio adesso, casa. Sì, esatto, il rischio perché ci sono tante complessità economiche. Ecco, appunto, volevo parlare di questo, del prossimo campionato, dove può ancora clamorosamente rientrare Torino, riserva di lusso praticamente, come è stato dichiarato nell'ultima assemblea della Lega Basket. Ecco, Nicola, secondo te Torino ha ancora delle speranze per essere ripescata? Beh, se tutte e due non riescono ad iscriversi, parlo di Cremona e Roma, non credo che ci siano speranze, perché si terrà il numero pari. Di certo è chiaro che Sardar aveva sotto controllo la situazione, insomma, aveva capito che c'era questo rischio e quindi è per questo che la vendita della società non è stata finalizzata. È un problemino, sarebbe stato meglio, credo, anche per i tifosi della Dinamo sapere che tutti gli sforzi, tutte le attenzioni si sarebbero concentrati sulla Dinamo e non anche su una squadra di Serie A2. Sarebbe stato anche un bel colpo per Sardara. Allo stesso tempo, se Torino rimane in Serie A2 come una sorta di vivaio, come una squadra per poter sperimentare i giovani, per poter tenere Ousmane Diop o forse anche far crescere altri giovani, allora l'operazione ben venga. Io penso che ci siano poche chance, anche perché Cremona sperava molto nella nuova legge sul credito d'imposta che non è passato e i tempi si stanno stringendo. In ogni caso, sulla questione di Torino preferisco lasciar parlare Lello perché è molto più ferrato sull'argomento. Sì, io aggiungo il carico adesso. Oltre a dai. Torino, esatto, c'è anche la questione spinosa dei diritti TV, Lello. C'è la questione spinosa dei diritti TV che il 1° luglio sono scaduti, quindi la domanda che ci Esatto. facciamo è non solo con chi gioca la Dinamo l'anno prossimo, ma dove la vediamo, perché considerato che intanto non sappiamo quando potranno riaprire i palazzetti ed è una questione che rientra anche quella nell'ambito delle problematiche economiche delle squadre, più ci mettiamo la seconda questione giustamente citata da Nicola, quella del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni. Al momento la Commissione Bilancio della Camera l'ha bocciato. Pare che ci potrebbe essere una ripresa della questione a luglio, perché il nostro Parlamento quest'anno lavora a lungo, grazie a Dio, e vediamo se questa cosa andrà in porto. Mettendo tutte queste cose insieme, al momento il danno economico è abbastanza evidente. Dove la vediamo la Dinamo? La vediamo in chiaro, la vediamo su Eurosport, il player continuerà a funzionare come è stato negli ultimi anni, potremo vederle tutte, potremo vederne alcune? Bella domanda. Di certo c'è che io mi sono fatto un paio di conti e anche per quanto riguarda la questione Torino. Allora, il 6 agosto, se non sbaglio, no, scusatemi, sì, no, Sì, non il 6 l'assemblea. agosto, l'assemblea, sì, il La Consiglio prossima assemblea federale. del seguito. Sì. Perfetto, ok, allora non avevo sbagliato. Mettiamo che, insomma, 5 giorni prima le nostre due squadre attualmente in crisi, Cremona e Roma, dicano che non si possono iscrivere, o ancora meglio, diciamo, perché se come prefigurava Nicola, tutte e due dicono non ce la facciamo a iscriverci, allora la formula più sensata è quella di restare a 14. 14, certo. Se una delle due non ce la fa, a quel punto chiamiamo in causa Torino. Ma ce la facciamo in 5 giorni, 6 giorni a imbastire la transazione che porta alla cessione della società e la garanzia, e questa cosa l'ha detta giusta Nando poco fa, secondo me sono molto d'accordo, che questa squadra possa essere costruita per essere competitiva, che non vuol dire per andare ai playoff, ma semplicemente per stare in campo. Perché quello che abbiamo visto l'anno scorso è stata Pesaro. Pesaro è una piazza storica della Serie A di basket e a tutto il mio rispetto, ci mancherebbe, però quello che abbiamo visto purtroppo è stato un pessimo spettacolo, soprattutto per i loro tifosi. Quindi la domanda è, queste squadre restano in Serie A? Sì, no? E se ci restano, come ci restano?
Torino, in un eventuale ripescaggio, ce la si fa dal punto di vista prettamente amministrativo, cose che sono ovviamente più grandi di noi in termini di conoscenza, a completare tutte le procedure necessarie per poi potersi regolarmente iscrivere al campionato e costruire una squadra degna di questo nome? Cioè gli interrogativi cominciano a essere tanti e i soldi pochi a causa della crisi economica determinata prettamente dal Covid. Insomma, mi sembra che ci siano più punti di domanda qui che non le certezze, la dimostrazione che io ero tanto fiducioso nei confronti di Gandini e non sono né tifoso del Milan né tifoso della Roma, ma a quanto pare insomma ci sta mettendo poco per farmela passare questa fiducia, perché mi sembra che la questione di base che manca, come sempre a livello federale nello sport italiano, è la pianificazione. Non abbiamo neanche la più pallida idea di cosa sia, perché non riusciamo a pensare a cosa facciamo domani, figuriamoci come facciamo a pensare cosa facciamo tra 5 anni. Nando, un tuo parere sul basket italiano, su queste situazioni? Sì, beh, è stato citato il presidente di Lega, che poi sia Gandini o Nando Mura cambia poco. A lui è stato dato l'incarico di vendere il prodotto basket e in questo momento non c'è nessuno molto intenzionato a comprarlo, al punto tale che nei giorni scorsi ho letto la dichiarazione di un dirigente di Serie A che ha detto diamolo a un anno gratis alla RAI, gratis ma alla RAI, cioè in chiaro su tutto e quindi lo possono vedere tutti. Una cosa è certa, 1,6 milioni di euro diviso per 14, 15 o 16 squadre, quelle che sono, e lo stipendio di un giocatore bravo, cioè, il problema è lì. Il problema è lì, cioè, è difficile in questo momento per Gandini come per chiunque altro riuscire a vendere un prodotto che è fermo da marzo, che è 6 mesi che è uscito dalla titolazione dei giornali e dei telegiornali. Sì, se ne parla nei social, se ne parla molto bene anche qui, anche su 131, siamo sempre puntuali su tutto, ma quello che manca è il grande impulso economico che ti dà la televisione. Insomma, è inutile che citiamo il 1.300 miliardi di euro che pagano alla Lega Calcio le aziende radiotelevisive. Quindi il problema di fondo è quello, purtroppo, che è sempre stato molto difficile vendere i diritti televisivi e quest'anno lo è ancora di più. È il buon Gandini, che è pure un uomo di grande esperienza, di grande capacità. Non dimentichiamoci che tantissimi anni fa i presidenti di Lega nelle società di basket, di calcio, di pallavolo e tutti questi sport erano spesso dei politici. Vi ricordate Gianni De Michelis, è stato presidente di Lega per tanti anni. La sua bravura era quella che con le sue entrature politiche riusciva a far stipulare alla Lega Basket dei buoni contratti con la RAI, ma adesso lo scenario è cambiato. Adesso se la RAI trasmette alle 20:30 di sabato sera una partita di basket che fa 200.000 telespettatori, il direttore generale di quella rete il giorno dopo salta per aria, perché lo chiamano e dicono scusa, ma cosa hai trasmesso ieri alle 20:30 di sera che ha preso 200.000 spettatori o 300.000 quando i nostri concorrenti hanno fatto 4 milioni di persone? Quindi il discorso è complesso, però qualsiasi rilancio, qualsiasi potenziamento passa per forza attraverso i diritti televisivi. Eh sì, il tutto sta nel vendere un prodotto appetibile e lì sta difficile. Vorrei tornare un attimo, sempre con Nando, che era assente l'altra volta, avevamo avuto qualche problema tecnico. Era uno dei temi, era quello della Dinamo femminile, che in quei giorni era appena stata creata e il 26 giugno è stata ufficializzata l'ingresso della Dinamo Sassari femminile nella Lega Serie 1, appunto dedicato al basket donne. Ecco, il tuo parere, Nando, perché Sardara ha puntato su questa squadra? Ma come ho detto scherzando a un mio amico, perché è un imperialista, cioè è uno che ama conquistare, che ama, ma in realtà questa è solo una battutaccia. La verità è che lui vuole creare, perché ha questa cultura sportiva e lo ha dimostrato soprattutto con l'Academy, prima a Cagliari e poi anche a Torino, di creare una struttura polivalente, cioè che abbia, non dimentichiamoci che c'è il basket in carrozzina, c'è una squadra di basket in Serie A, adesso anche la squadra femminile,
comunque lui, se non fosse finita come è finita, avrebbe avuto tuttora anche la Dinamo Academy a Cagliari. Questo rafforza il suo potere nel senso più nobile del termine, per carità, perché anche andare negli enti regionali a dire io ho una squadra di ragazzini che gioca a palletta al mare non ti dà alcun potere. Se invece vai e gli dici all'assessore, al presidente, allo sponsor, io ho questo e quest'altro, possiamo diversificare i tuoi investimenti su una Dinamo che fa parlare di sé. La domenica la Dinamo gioca fuori casa, quella maschile e quella femminile gioca in casa, e il basket in carrozzina gioca. Avessi avuto ancora Cagliari, ci avrei avuto Cagliari uno il sabato e l'altro la domenica. Ecco, avrebbe potenziato tantissimo il marchio Dinamo, consentendo l'ingresso di molti più capitali che poi distribuisci come meglio credi. Ecco, esatto. Oggi, tra l'altro, è circolato il primo nome della possibile giocatrice della Dinamo Sassari femminile, quella di Cinzia Arioli, grande conoscitrice del basket sardo, ormai è un decennio che fa parte delle squadre isolane, prima al Cagliari, ora al San Salvatore, che dovrebbe seguire quello che dovrebbe essere il prossimo allenatore della Dinamo Sassari, che sarà Antonello Restivo, anche lui con un passato al Cagliari, al San Salvatore. Nicola, vado da te e chiedo un parere su questi ultimi movimenti e secondo te in quanto potrebbe essere costruita la squadra femminile di Sassari? Come ha detto Nando prima della nostra diretta, si costruisce in fretta se si hanno i mezzi, però allo stesso tempo è un costo non trascurabile, e quindi immagino che Sardara sia al lavoro per trovare anche degli sponsor, per trovare anche un supporto per poter costruire una squadra, almeno per fare bella figura. E quindi penso che ci vorrà molto più tempo rispetto alla Dinamo maschile, lo scopriremo con il tempo. Come faceva anche notare Nando sempre prima della nostra diretta, non c'è un pubblico che paga, quindi si tratta davvero di portare tanti giovani, di portare ragazzi, di portare ragazze, di portare le donne. È un'operazione culturale nei confronti del basket, e per questo a Sardara gli va dato onore. Ecco, Lello e Nando, vi aspettate una risposta da parte del pubblico di Sassari? Inizio da te, Lello. Beh, perché no? Assolutamente. D'altronde non è che il basket femminile non abbia una tradizione, quindi in Sardegna è chiaro, è sempre il solito discorso, quello anche delle visibilità che purtroppo certi tipi di sport hanno. Già non ce l'hanno certi sport maschili, men che meno purtroppo anche quelli femminili, quindi è una cosa abbastanza purtroppo sistemica, però perché no? C'è un pubblico affezionato e soprattutto non credo che, se considerate anche l'abilità di Sardara in merito, se verrà sponsorizzato bene, se si riuscirà anche dal punto di vista prettamente del marketing a creare un brand che sia appetibile, perché no? Il pubblico secondo me può rispondere come. Ok, siamo quasi in chiusura. Chiedo un resume a Nando, profondo conoscitore del basket femminile, appunto delle due piazze, Cagliari e Sassari. Secondo te prenderà piede il basket femminile a Sassari? Sassari è una grande tradizione cestistica. L'unica cestista, uomo o donna, che ha partecipato alle Olimpiadi è una donna, l'altra cestista è Denunzia Serra di Migni. La sorella, la povera Roberta, quindi intitolato Il palazzetto di Sassari, è stata considerata una delle più forti giocatrici italiane di tutti i tempi. Il Sant'Orsola è una realtà che esiste da tanti anni, così come il basket a Sassari è radicato, quindi io non credo che avrà problemi questa Dinamo a chiamare la Dinama, come l'abbiamo chiamata scherzando, a richiamare spettatori. Devi anche azzeccare, come un palinsesto televisivo, devi azzeccare l'orario, devi azzeccare il costo del biglietto o dell'offerta. Io credo che Sardara cercherà, probabilmente venderà
venderà un termine brutto, insomma, cioè offrirà, ecco, al pubblico sassarese anche questo, dirà, ecco, tu nel costo del biglietto della Dinamo, dell'abbonamento, è compreso anche uno sconto oppure poter vedere le partite della Dinamo, che magari giocherà subito prima, chi lo sa, oppure giocherà quando la Dinamo è fuori. Cioè Sardo a questo punto è il numero uno, cioè si inventerà sicuramente qualche cosa, ma sulla tradizione cestistica a Sassari, grazie al Sant'Orsola, su questo non si discute. E poi Sassari, a Sassari la pallacanestro piace. Certo, il problema della pallacanestro femminile è che è l'unico sport al mondo, credo, che ha le stesse regole del basket, della disciplina maschile, e quindi nella pallacanestro femminile non c'è la lay-up, non c'è la schiacciata, non c'è la stoppata sopra il ferro, non ci sono tutta una serie di cose che nella pallacanestro moderna, spettacolarizzata e da mandare in televisione, senza tutto questo, voi anche a livello maschile togliete alle hoop e schiacciate o stoppate sopra il ferro, molta gente non andrebbe a vederlo, non avremo neanche gli highlights a fine serata, quindi il problema della pallacanestro femminile è la pallacanestro femminile. Perfettamente d'accordo con te, soprattutto per quanto riguarda la tradizione a Sassari, e poi anche su quello che hai detto sul presidente Stefano Saldola. Io penso che ovviamente se ha fatto questa operazione qualcosa ha pensato e abbia già in mente già come vendere, appunto, come dicevamo prima, il prodotto basket femminile, che non sempre è così appetibile, purtroppo. Bene, siamo in chiusura, noi ci ritroviamo sempre qua su Trick and Roll, descriveremo anche i primi giorni del ritiro della Dinamo, che partirà il 22 luglio con le prime visite mediche a Sassari, e poi ci sarà il solito mini tour della Sardegna, quest'anno ovviamente in forma ridotta per ovvi motivi. La Dinamo di Pozzecco sarà ad Arizzo il 26, e poi inizierà il classico ormai ritiro del Joe Village, se non sbaglio, che si effettua ormai da 9 anni, se non sbaglio. Ecco, lo seguiremo. Ovviamente vi rinnovo anche l'invito alla partecipazione in questa trasmissione a chi mi ha accompagnato oggi, Nicola Cardo di Daily Basket. Grazie Nicola. Grazie a voi, certo, con piacere. Grazie Lello Stelletti di 131.com. Grazie, permettimi di fare un uso privato di mezzo pubblico. Devo fare gli auguri ad Andrea Ferrari per i suoi 15 anni. È un ragazzo giovane, secondo me ne sentiremo parlare, leggeremo il suo nome, magari sui verbali della polizia, ma leggeremo il suo nome. Mi accodo anch'io, un po' in ritardo, visto che era ieri. Sì, gliel'avevo già fatti, ma così almeno... ma in video è tutta un'altra cosa. Esatto, bravo. Ringrazio moltissimo Nando Mura che ci ha accompagnato questa serata. Grazie Nando. Grazie a voi, chiamate quando volete, è veramente un piacere parlare con voi di pallacanestro. Grazie. Piacere tutto nostro, e ringrazio soprattutto Francesco Aresu che oggi ha curato la regia di questa piccola diretta. Vi rinnovo l'appuntamento con le prossime puntate di Trick and Roll, la nostra rubrica di basket, e per tutti gli altri grandi appuntamenti dello sport sardo, a cominciare dalle dirette del Cagliari, del post partita del Cagliari. Domenica alla Sardegna Arena arriva il Lecce di Fabio Liverani, e noi ci ritroveremo come al solito nel post partita per i commenti vostri e nostri alla partita degli uomini di Walter Zenga. Vi ringrazio tanto per averci seguito, buonasera da parte della redazione di 131, da parte di Matteo Porco.